In nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il generale di brigata Fabrizio Parrulli quale comandante della Legione Carabinieri Veneto. Si è svolta nella caserma Caposile di Mestre la cerimonia di cambio della guardia al vertice della Legione Carabinieri Veneto tra il generale di divisione Giuseppe Lagalla e il subentrante generale di brigata Fabrizio Parrulli, che ha lasciato il comando Carabinieri tutela del patrimonio culturale. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva il Veneto, viva l'Italia! La cerimonia si è tenuta alla presenza del comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, il generale Enzo Bernardini, e delle più alte autorità militari e civili. È stata l'occasione per tracciare un bilancio sulla situazione nella nostra regione. È ampiamente sotto controllo grazie appunto l'operato di tutte le forze di polizia, in particolare l'Arma dei Carabinieri, che è quella preponderante. Chiaramente questo non significa che non bisogna tenere alta la guardia, ci sono nuove minacce o minacce che fino adesso sono state più nascoste, si erano riuscite a nascondersi, e all'attenzione delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria. Si è iniziato un buon lavoro, è testimonianza la cronaca dei mesi passati. Credo che il Veneto continuerà a essere una regione produttiva, sicura, ma anche molto attiva nel contrasto della criminalità più pericolosa. E chiaramente la minaccia vera è quella di interessi che fanno parte della criminalità organizzata, che non è più solo nella forma del riciclaggio, ma uno sfruttamento proprio del tessuto economico molto ricco, molto produttivo, e quindi di molta attenzione. Chiaramente non è una situazione drammatica, ma che richiede tutta l'attenzione. Ma così come però altri tipi di fenomenologie di reati, quelli cosiddetti diffusi, che comunque minacciano la sicurezza della gente comune. Un'attività importante che naturalmente continuerà, come rassicura il nuovo comandante. Continueremo sulla linea tracciata anche dal generale Lagalla in questo settore. L'attività operativa è l'attività principale e fondamentale dell'Arma dei Carabinieri sul territorio. Tramite le stazioni, i comandi compagnie, i comandi provinciali continuiamo a assicurare e continueremo ad assicurare una presenza costante di vicinanza alle popolazioni e alle comunità, anche in questi settori, che sono settori molto importanti.